Sant'Agostino Roscelli è maestro di coraggio perché legato a Gesù e alle persone. Nella festa dedicata al patrono della valle, celebrata a Bargone, paese natale del santo, il vescovo recupera le parole del Papa nella lettera ai preti di tutto il mondo e si sofferma sul termine coraggio. Il Roscelli, spiega, lo alimentava con un rapporto vivo con Gesù, affinché il suo non fosse un sacerdozio di routine, e condividendo la vita delle persone. Le confessava, dava il perdono, ma si preoccupava anche per loro, nel nascondimento e nell'umiltà. Per Monsignor Tanasini questo amore per il prossimo deve essere anche oggi di tutti i cristiani. Ad essere legati gli uni agli altri, ad essere popolo del Signore, ma un popolo compatto, e reso compatto proprio dalla carità, dal guardarci con affetto, dal portare i pesi gli uni degli altri, come dice l'Apostolo Paolo, superando tutti i possibili risentimenti o motivi di divisione. A Bargone c'erano le figlie del Roscelli, le suore immacolatine. Alcune di loro hanno festeggiato il giubileo di professione: suor Amata Laghibe, suor Cecilia Albornoz Sid, suor Laura Pizzi, suor Teresina Borrelli e suor Elisabetta di Gesù Ruoci. Il vescovo ha rivolto loro un grande grazie. Dobbiamo essere grati a queste sorelle, ha detto, che con la loro presenza preziosa hanno servito il Signore e la Chiesa. Le suore dell'Immacolata hanno chiuso da poco i festeggiamenti per il bicentenario del Santo Roscelli e non perdono di vista il carisma del fondatore, né dimenticano i luoghi da lui frequentati. Sappiamo che la sua prima Santa Messa è stata celebrata qui, alla presenza dei suoi genitori, dei suoi fratelli, e ogni anno veniamo per ricordare questa solennità e nello stesso tempo rinnovare i nostri voti, celebrare i nostri 50esimi, 25esimi, i nostri giubilei di consacrazione religiosa che aiutano a rinfocolarci con lo spirito di Sant'Agostino Roscelli.